E dopo aver conosciuto tutte le associazioni e i volontari che ogni giorno regalano tempo, energia e passione ai più piccoli, concludiamo questa puntata speciale di Camper Natale in corsia con le immagini di una vera e propria festa. Qualche giorno fa, infatti, i giocatori della Benetton Basket e la loro mascotte, Ghigo, hanno incontrato i piccoli pazienti in oasi, portando ceste di doni, un po' di confusione, ma tanta allegria. E i bambini, emozionati, si sono fatti sollevare da questi giganti buoni e autografare un sacco di cartoline e poster. Sicuramente quello di oggi è un momento eccezionale legato alle vicinanze del Natale, però quello che mi preme ricordare è che è uno standard l'accoglienza ai bambini in un ambiente che sia per loro accogliente e consono a quelle che sono le loro esigenze anche di gioco. Questo perché l'esperienza dell'ospedalizzazione è sicuramente un'esperienza traumatica per tutti i bambini e il nostro lavoro è quello di rendere questa esperienza il meno difficile possibile, ecco, quindi umanizzazione come standard di cure per i bambini e non come qualcosa di aggiunto, ecco, questa è la visione della pediatria moderna. Ecco, infatti, al di là dell'eccezionalità, ricordiamo anche i molti volontari che ogni giorno vengono in pediatria per accompagnare l'ospedalizzazione dei bambini. Sì, sicuramente i volontari sono gli attori principali. Il nostro compito è quello di metterli nelle condizioni di lavorare, ma sono loro quelli che accompagnano il bambino nella quotidianità. Le organizzazioni di volontariato che girano intorno a questo ospedale e a questa pediatria sono moltissime, organizzazioni che si dedicano al gioco, all'attività creativa, alla lettura, al fare i giardini, al cantare. Ci sono delle mamme che vengono la domenica mattina per far cantare i bambini, quindi grazie ai volontari perché il loro lavoro è fondamentale. Noi personale sanitario siamo molto presi dagli aspetti tecnici, ma sicuramente supportiamo tutta questa attività di volontariato. È un grande segno di sensibilità dei giocatori nei confronti della squadra naturalmente e della società nei confronti di Treviso e di questi bambini che possono in qualche modo vedere questi che sono dei loro miti televisivi in carne ed ossa e capire quanto sono umani, quanto c'è la possibilità di creare relazioni anche con loro.